E parliamo anche di storia, dunque Attila, questa figura così nota ai più, così significativa, ad Aquileia, nel prossimo servizio curato e realizzato da Franco Terenzani. Ritorna in Friuli Attila Flagellum Dei si diceva appunto, ma Attila torna con tematiche importanti, culturali, di un'opera lirica e tante altre cose in quella di Aquileia. Allora, Presidente della Proloco Toloi, che cosa avete organizzato appunto per questa occasione, per questo personaggio veramente del mondo della storia? A questo personaggio abbiamo dedicato tutto il mese di luglio. Iniziamo con il 3 luglio e terminiamo l'8 di agosto. Una serie di iniziative, centrali è l'opera di Verdi Attila, 16, 17 e 18 luglio in Piazza Capitolo, però poi sono tutte le altre iniziative, una mostra su Attila, un convegno al Museo Archeologico e una grande rievocazione storica con un gruppo proprio ungherese che viene a svolgere le funzioni di un campo 1. Come se ne esce Attila da tutte queste cose? Insomma, chi è questo personaggio? Che cosa fate? Veramente un Flagellum Dei? È la storia dei vinti che poi l'hanno raccontata, che sono stati poi i vincitori. No, invece Attila era un personaggio di una certa cultura, è stato per tantissimi anni a Ravenna, dove ha imparato il latino, dove ha imparato anche la cultura romana. Ci sono degli scritti nei quali si dice che lui in Ungheria abitava in case, in palazzi, alle sue cene offriva le pietanze in piatti d'argento, c'erano le poesie, le canzoni e quant'altro. Dunque un grande stratega, un grande comandante che molto probabilmente ha sconfitto l'esercito romano e di conseguenza con la caduta di Aquileia il 18 luglio del 452 per noi è il flagello Deo.